Questione profughi, vertice il Viminale a Roma. Sul tavolo la questione alloggi per le migliaia di migranti dopo i molti no dei comuni ad accogliere i profughi per mancanza di strutture. Tramonta l'ipotesi di utilizzare le caserme dismesse come si era inizialmente pensato. Le strutture sono in stato di semi-abbandono e servirebbero troppi lavori per renderle agibili a questa funzione. Rimane sul tavolo l'ipotesi sempre più accreditata degli alberghi, come peraltro già il prefetto di Venezia e coordinatore delle prefetture venete in tema migranti, Domenico Cuttaia, aveva annunciato. Io sto invitando i sindaci che fino adesso non sono stati coinvolti e che mi pare siano complessivamente 36, di individuare piccoli alberghi, organismi di volontariato, sistemare nei propri comuni 6, 7, 10 migranti. Ridimensionata anche la quota di profughi che spetterebbe al Veneto. Inizialmente si era parlato di un 8% di profughi da accogliere nella nostra regione, al momento siamo a quota 3% e oggettivamente è stato spiegato nell'incontro al Viminale il nostro territorio non è in grado di ospitarne molti di più. Dunque il Veneto prossimamente è chiamato a ricevere meno di 1500 profughi previsti a completamento della quota iniziale. Una soluzione che potrebbe calmare gli animi tra i primi cittadini che a più riprese avevano lanciato l'allarme. La palla torna ora ai prefetti chiamati a gestire la difficile situazione. E cercare di incrementare la possibilità di utilizzazione di organismi di volontariato e di albergatori.